oggi finiamo il cammino. Oggi la giornata credo che sarà super easy, proprio facile facile, perché in mattinata mi viene a trovare mio padre, al quale poi nel pomeriggio consegnerò gli zaini, quindi l'ultima parte del percorso sarà anche leggera oltre che corta, mancano solamente 10-15 km. Eccolo! Cosa avevo detto? Che oggi avremmo fatto solo 10-15 km. Aumenta, solo per raggiungere l'acqua fonda ne ho fatti 10. Wow! No, stavo facendo un sogno bellissimo con calamari, caffè, rilassamento sulla spiaggia. Vabbè, niente, continuiamo. Prossima tappa Aquileia, adesso c'è un ponte lunghissimo sotto il sole. In compenso non ho più gli zaini, quindi cammino più leggero e posso ammortizzare un po' la bronzatura da muratore. Cioè, io dico, Non mi ero mai reso conto di quanto fosse lungo questo, non è proprio un rettilineo ma chiamiamolo così. E poi non ho mai pensato che deve essere stato creato, è artificiale, è artificialissimo, è un lavorazzo, non so, saranno 4 km di strada in mezzo al mare, alla faccia. Certo che neanche mettere col rettilineo di Fossalon, senza zaini è proprio tutta un'altra storia. Questa ciclabile non finisce più. Alla fine credo che il pezzo sul mare fosse di circa 5 km e poi adesso per arrivare ad Aquileia altri 6, ma non è che sia bellissima perché è vicinissima, è proprio attaccata alla strada principale ed è comunque asfaltata, quindi un po' così, e c'è poca ombra. Intravedo un campanile. Il cammino prosegue in quella direzione, ma direi che un salto alla Basilica di Santa Maria Assunta di Aquileia è doveroso. Sì, direi che è il caso di approfittare, anche perché non so quanto durerà. L'hanno assunta da poco, quindi coi contratti che ci sono oggi, vai a sapere. Poi secondo me il cammino alla fine arriverà qua, ma per sicurezza facciamo subito un salto. Bene, finiamo il percorso. Avete visto che bel teschio? Promettente.
credevo che il cammino era finito quando sono arrivato al porto fluviale, ma vedo ancora frecce gialle in giro. O ho preso troppo sole, oppure non era quello il termine del cammino. Comunque, adesso che l'abbiamo finito, posso dirvi che questa non era la vera Via Flavia, perché può essere semplicemente un cammino al quale hanno dato questo nome, ma la vera Via Flavia, quella antica, partiva da Tergeste, che è l'antico nome di Trieste, e andava verso l'Istria e la Dalmazia. Qui non veniva verso Aquileia, non partiva da Aquileia. Però, vabbè, cioè, vedi? Non finisce più. A meno che non sia il Museo Paleocristiano il punto d'arrivo. Viodin. No, non è quello. No, ma ti pare? Io odio questi sticker. Adesso è diventata la via Postumia. Ok, decreto che il cammino è terminato. Ok, sono tornato alla porta perché ho deciso che questo sarà il mio punto di arrivo della Via Flavia. Questo ho decretato personalmente che è la fine. Anche perché sui siti c'è scritto Aquileia, non c'è scritto un punto di arrivo. Le frecce adesso portano a un'altra via che non è più la Via Flavia, quindi decreto ufficialmente che il mio cammino si conclude alla porta del porto. Considerazioni finali, pro e contro. Devo ammettere che mi sa che ci saranno più contro che pro. Però, iniziamo con i pro. Anzi no, iniziamo con i contro. I contro che il cammino non è ben segnalato, nel senso che ci sono 27.000 differenti simboli, che nei rettilinei si trovano 3-4 segni, ma poi nei bivi non si trova niente e ci si perde. Bisogna andare avanti e tornare indietro. Non c'è un sito che spiega bene la Via Flavia, non spiega bene il cammino, quindi quando c'è un dubbio non c'è nessun posto dove consultare per avere, diciamo, chiarimenti. E un altro contro direi che c'è, soprattutto nell'ultima parte, quindi dalla riserva naturale fino al grado, è tutto asfaltato, quasi tutto, e sotto il sole, quindi è abbastanza pesantino. E un altro contro, secondo me, è che comunque non è la vera Via Flavia e quindi è un cammino creato semplicemente per andare da Lazzaretto ad Aquileia, che è bello perché è tutto pedonale o sentieri, però non c'entra niente con gli antichi romani, quindi uno che si crea delle aspettative come me, mi ero creato aspettative sia riguardo ad antichità romane, sia riguardo a viste sulla costa o comunque sul mare. E entrambe non sono proprio state soddisfatte perché per metà strada eravamo nel bosco o sui monti, per metà strada eravamo sulla costa ma in zone comunque conosciute, comunque turistiche, e di romano non c'era proprio nulla. Quindi diciamo che è un bel cammino per camminare, ecco. I pro sono che effettivamente non c'è quasi neanche un pezzo di strada perché sono tutte piste ciclabili o pedonabili o sentieri all'interno del bosco. Quello è positivo. Ed è positivo che comunque lungo tutto il percorso, bene o male, si trovino bar o fontane o comunque luoghi dove rifornirsi di acqua e di cibo. Quindi quello anche è ottimo. Le città sarebbero da sistemare perché sia a Trieste che a Monfalcone mi sono sostanzialmente perso, cioè ho perso tutti i simboli e sono andato a istinto immaginando dove sarebbe ripartito il percorso e per fortuna l'ho ritrovato perché all'interno della città è stato impossibile seguire il sentiero. Ecco, queste sono le mie considerazioni. Vi ringrazio per avermi seguito in quest'altra avventura e se avete idee per la prossima scrivetemi assolutamente nei commenti o qualche cammino, ma anche non cammini, qualche avventura proprio in generale che vorreste vedermi vivere e che vorreste vivere con me, scrivetemelo nei commenti perché le prenderò ovviamente tutte in considerazione. Ancora vi ringrazio, un abbraccio, ci vediamo presto, ciao ciao! E ho deciso di tagliarmi la barba.